Come promesso, il presidente del Veneto Luca Zaia ha incontrato una rappresentanza delle mamme che si battono a sostegno del reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Campo San Piero. Il reparto ha perso 7 pediatri in 7 mesi e se ne teme un ridimensionamento. Dopo una folata manifestazione il 29 settembre, alla quale si erano uniti tanti cittadini, medici, infermieri e i sindaci del territorio, era stata anche promossa una petizione che aveva raggiunto in poco tempo 20.000 firme. Pediatria a Campo San Piero, questa petizione avete accolto le mamme, com'è andata? Benissimo, benissimo, perché basta parlare con le mamme che sono le uniche che hanno il termometro, no? Penso che abbiamo trovato la quadra e in una settimana sistemiamo tutto. All'incontro erano presenti anche l'assessore alla sanità Luca Coletto, il direttore generale Domenico Mantoane, dell'ULSS 6 Euganea Domenico Scibetta, oltre ai sindaci di Campo San Piero e Villanova Katia Maccarrone e Cristian Bottaro in rappresentanza degli 11 comuni della federazione. Zaia ha assicurato l'impegno della regione a risolvere l'attuale carenza di medici pediatri al Pietro Cosma. Ci sono delle criticità, una per tutte è che mancano i pediatri. Mancano i pediatri in Veneto, se non ricordo male in Veneto su 385 pediatri assunti ne mancano 73.